Bentornati su Fisher Channel World News, le principali notizie della giornata in meno di un minuto. A Roma, Alfano indagato per abuso d'ufficio, il ministro, caso smentito dai fatti. Si indaga su un trasferimento sospetto a Isernia dell'allora prefetto Enna Fernando. A Napoli per lo sport non basta, il virale alfa 1-1 e passa. Senato, approvate le unioni civili, Verdini vota sì, Renzi salga al colle. Migranti verso il vertice UE Turchia, Avrampolomus, lavorare insieme, Alfano rivedere le regole. Diserbante nella birra, ci sarebbero alcune delle più famose aziende nel mirino, quali Beck's Paulaner e marchi famosi tedeschi, per alcune sostanze proibite contenute nelle birre. In Libia, il Consiglio Supremo della Difesa pronti ad intervento su richiesta delle autorità locali. Crisi dei migranti, la Grecia ha richiamato l'ambasciatore a Vienna perché non siamo il Libano d'Europa. Il caso ovviamente si riferisce alla mancata interlocuzione tra Vienna e la Grecia durante il consiglio appunto tenuto proprio a Vienna. Migranti, tribunale conferma dello sgombero di Calais, le ONG, chi vuole andare in Inghilterra creerà altri campi. Turchia, Corte Costituzionale, violati i diritti di reporter che sarebbero denutriti nelle carceri e anche ingiustamente detenuti. Adesso passiamo alle principali notizie dalle prime pagine dei giornali. Il Fatto Quotidiano intitola: è nata la democrazia renziana, vincono Alfano e Verdini col 2,5%. Libero, la consulta boccia la legge lombarda, 10, 100, 1000 moschee. Corriere della Sera, unioni civili, patto con i centristi, testo senza adozioni né riferimenti alla fedeltà. Renzi esulta, no delle associazioni gay. Repubblica, unioni c'è l'intesa, adozioni stralciate, oggi il voto di fiducia. Il Tempo, ecco le 56 cene da sindaco che mettono Marino nei guai. Per la procura soltanto 4 appuntamenti sarebbero istituzionali, ora l'ex sindaco di Roma rischia il processo per peculato e falso. Andiamo nei giornali internazionali. USA Today, Trump does the impossible again. Candidate continues to defy NASFING, expert and prediction of meltdown. Ovviamente qua si parla di Trump che continua a tirar su voti e forse potrebbe addirittura presentarsi alla Casa Bianca da favorito. E poi invece sul The Wall Street Journal, local cash network fuels Islamic State's finance. Ovviamente l'economia locale darebbe forza allo Stato islamico. Questa era la prima pagina. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo domani sera come al solito qui all'1:30, sempre su Fisher Channel. Grazie per averci seguito.